Buon pomeriggio e ben ritrovati a una nuova puntata di Trieste in diretta, spazio alla cultura, spazio agli artisti in questa puntata di oggi, in tutti e due gli appuntamenti. Iniziamo subito con il primo e do il benvenuto al fotografo artista George Tage, ben trovato. Grazie Luca. Welcome to Trieste. Thank you. I love this city. Nice to meet you. Nice to meet you. Perché? Perché è americano, italo-americano. Parlavamo prima, chiacchierando, la mamma veneta, italiana di origine veneta, e invece il papà di Chicago. Quindi insomma, sì, già tutto questo rende ancora più interessante, sì, la nostra chiacchierata. Però io direi di partire intanto, poi scopriamo anche un po'. Benissimo. Abbiamo deciso di darci del tu, anzi ringrazio l'ospite che certo, ci permette di darci del tu. Iniziamo però dalla mostra, ovviamente, che c'è al magazzino 26 del Portovecchio, una mostra fotografica, un'esperienza immersiva, in realtà è molto di più di una mostra fotografica, visitabile in Sala Nathan dal 23 maggio, cioè da domani, fino al 12 di luglio. Il titolo è Il colore del caso e manderemo in onda, appunto, anche stanno già andando in onda le immagini sia della location che adesso vedremo appunto anche dell'esposizione. Allora George, sì, innanzitutto, perché tu hai fatto un cambio nella tua vita artistica, no? Sì. Mi dicevi, e questa mostra, questa esposizione racconta un po' questa nuova esperienza che hai deciso di intraprendere. Perché il colore del caso? Allora, sono due termini importanti, colore e caso. La prima si spiega perché io fino al 1912, poco più di 10 anni fa, mi autodefinivo un fotografo di bianco e nero. Anche se per tutta la mia vita professionale ho lavorato con pellicola a colori. Quando ero il direttore della Fratelli Alinari di Firenze ho fatto tante cose a colori, però mai pensavo di esprimermi con il colore, un po' come Gianni Berengo Gardin, che ha sempre odiato il colore. Bene, insomma, io vado a Parigi con mia mamma italiana. Nell'ultimo suo viaggio in Europa siamo andati a vedere una mostra al Grand Palais di Odilon Redon, grande pittore simbolista, coevo con tutti gli impressionisti famosi, solo che lui non gliene fregava niente di fare le pitture en plein air, delle bellezze dei fiumi, del mare, eccetera. Lui viveva dentro la sua testa, un pittore affascinante, e ha fatto praticamente per tutta la vita litografie, cose che lui chiamava noir, i neri. È soltanto a 60 anni che lui ha cominciato a usare colori e scrive nelle sue memorie la scoperta che è stata per lui, cominciare a esprimersi con il colore. Questa cosa mi ha sbalordito, cioè ho detto no, è incredibile. E quindi ho detto a mia mamma, dai, una prova lo devo fare. Quindi appena tornato in Italia, ed è stato proprio a Trieste. La prima tappa di questa nuova esperienza l'ho fatta qui. Infatti le prime fotografie databili al 2012 sono stati fatti qui, in questa città. E quindi per un periodo portavo anche le pellicole in bianco e nero. Quindi questa nuova avventura parte nel 2012? Sì, sì. Mi portavo anche le pellicole in bianco e nero per un periodo, ma poi avevo già indirizzato l'occhio e la sensibilità verso i cromatismi, per cui era completamente un altro modo di fotografare. Quindi ormai non porto più neanche il bianco e nero, come porto solo pellicola a colori. Secondo elemento, quello del caso. Okay. Io sostengo che il caso è uno degli elementi più originali e unici alla fotografia. Non conosco un altro mezzo espressivo che vive così tanto sul caso. Uno potrebbe pensare a Jackson Pollock, i suoi schizzi, però insomma la fotografia vive di questo meraviglioso elemento. Il colore, il momento di luce che c'è, se c'è il sole, se non c'è il sole, il tuo stato mentale, l'oggetto che hai di fronte, come appare in quel momento di quel giorno lì,
sono tutti fattori casuali. Io ho fatto, per esempio, una delle foto più importanti della mostra è una delle finestre di Carlo Scarpa del Museo Revoltella. Se tu lo guardi adesso nella fotografia e poi vai a cercarla sul museo, quasi non lo riconosci, perché in questi 10 anni si è sbiadito, ha perso tutti quei colori che aveva prima, come una colonna che sta al Teatro Romano, che io ho fotografato l'anno scorso, una colonna sdraiata in mezzo a questo bellissimo Teatro Romano. Oggigiorno la foto non c'è più, la colonna c'è, ma è tutto cresciuto con erbacee, si vede, ma la foto non esiste più. Quindi ho avuto il sedere di vedere quell'immagine in quel momento lì, è casualità di nuovo. Quindi io credo che sia un elemento non di denigrare come la maggior parte delle persone parlano. Beh, ha avuto solo fortuna a fare quella foto lì. No, bisogna gioire di questo elemento. Gioire del caso, sì. Di quel momento che sì. non sai mai se rimarrà tale. Esatto. È anche un po' un senso di indeterminatezza, no? Se vogliamo. Sì, lei cita anche altri artisti, infatti, quando parla del significato del caso. Sì, Larry Fink diceva, it's all luck, but you have to be there to catch it. È tutta fortuna, ma devi saperla cogliere, esatto. Devi saperla catturare. Sì. Abbiamo visto alcune magnifiche fotografie che sono passate adesso mentre chiacchieravamo, 60 opere, giusto? Sì, circa, un po' di più. Circa 60 suddivise in 6 filoni tematiche, sezioni tematiche. Dunque, come si sviluppa? Lo spettatore arriva al museo e c'è un percorso consigliato? Si possono vedere in ordine sparso? Si va tematica per tematica? Cosa consiglia l'artista? Noi abbiamo, diciamo, la sala Nathan è lungo e stretto e c'ha questi corridoi, quindi si fa un po' zigzag. Ok. Però veramente non è importante più di tanto. Perché? Perché io me ne frego adesso dei progetti, cioè sono tanti anni che ho dovuto subire l'idea del progetto, che adesso a me piace vagare, mi piace uscire di casa. Mia moglie spesso dice: dove vai oggi? Non so, parto e inizia questa avventura. Quindi quando devo fare una mostra come questa, io raccolgo tutta questa roba e comincio a guardare. E evidentemente sono io che li ho fatti tutti, per cui c'è qualche assemblamento naturale che viene fuori. Io dalle mie prime esperienze di fotografia, fatta quando avevo 20 anni, con un maestro ebreo ungherese, un uomo meraviglioso, che ha insegnato a tutti noi, i suoi allievi, l'importanza della psiche e di come esprimersi con la fotografia attraverso la macchina fotografica. Dai primi tempi io ero attratto dalle barriere, dalle mura, dalle staccionate, cose che impediscono, ostacolano. Non te lo so dire perché, ma insomma. E c'è una sezione chiamata recinti, come c'è una sezione chiamata superfici. Però siccome sono stati fatti tutti casualmente, uno può anche guardarli casualmente, non importa più di tanto. Una cosa importante sono gli stracci. Casualmente, di nuovo, appena tornato da Parigi con questa intenzione in testa, sono capitato a Prato, fuori Firenze dove vivo, e ho visto questo magazzino grande, sono entrato e c'erano i signori che facevano la cernita degli stracci, dei cenci. È così che Prato è diventato ricco nei secoli, per questo lavoro di riciclaggio degli stracci, cenci che venivano da tutto il mondo. Ed erano divisi per colore. Quindi ti rendi conto, io sono entrato in una stanza dove c'era solo il blu, altra stanza solo il rosso, e sono rimasto scioccato. Immerso nel colore. Hai capito? Quindi quasi come un segno. E questa è un'altra sezione in mostra. Queste sono cose bellissime anche perché aiutano a scoprire cosa è arte, dove l'arte può davvero arrivare, come può essere percepita e le sensazioni che poi provoca, no? Certo. Nelle persone. Ognuno di noi guardando un'opera, una fotografia
può percepire anche, come dire, emozioni differenti, no? Esattamente. Non è detto che debba per forza essere la Esatto, stessa. è una no? delle cose che a me piace più della fotografia, che le mie immagini sono spesso molto enigmatiche, non sono dichiarazioni che impongono un messaggio, sono lì e uno può vedere quello che vuole. Questi degli stracci a me ha dato un'impressione terribile, mi ricordavano un po' le fotografie di Auschwitz quando l'hanno scoperto, perché sono tutti stracci che le persone avevano indossato, che sono tutti ammucchiati lì, insomma. Però ecco, lascio a tutti la possibilità di vederle come vogliono. È forte il tuo legame con Trieste? Sì, sì, è forte. Prima citavi il Museo Revoltella, per esempio. Sì, anche. è forte perché il mio primo lavoro fatto per Alinari è stato proprio qui a Trieste, non lo conosceva prima, quindi parlo del 1986-87 e ho fotografato tutto Cittavecchia, che parlo di 40 anni fa, era un luogo affascinante, un tugurio, Sì. però era affascinante. Adesso è tutto rimesso per bene, un posto dove si va volentieri, eccetera, eccetera, ma insomma non ha più il fascino di Adesso prima. è il salotto buono della città. Esattamente, no? no. Chapeau alla città di Trieste per averla recuperato, perché è veramente un luogo magnifico adesso. Però immagino fotografare Era quella città vecchia di allora, sì, di 40 anche perché anni Alinari aveva delle vecchie fotografie fatte 100 anni prima, e abbiamo fatto alcuni raffronti, è stato bello, tutto bianco e nero in quel periodo lì. E poi ho fatto la mostra di Italia Metafisica a Pordenone, sono stato insignito del premio Friuli Venezia Giulia nel 2012 mi sembra, e poi l'elegante editore Simone Volpato mi ha invitato qui a partecipare a un progetto su Slataper. Quindi anche quello è stato un altro lavoro che mi ha portato in questa città. È un luogo magnifico, come sanno tutti. E poi io ho studiato lettere, per cui quando ho letto la prima volta Coscienza di Zeno, sono quasi quasi svenuto dalla bellezza di questo romanzo. So che James Joyce è stato fondamentale nell'averlo aiutato a pubblicarlo. Eh sì, poi Trieste è una città che ha ospitato tanti artisti, Sì. tanti scrittori, una città che vive la storia della Mitteleuropa, no? Perché Sì, sì. è veramente, sei in mezzo all'Europa, è un punto in infatti, mezzo, c'ha l'incrocio un'aria- di culture, di arte. Esattamente, è un'area completamente diversa da tutto il resto d'Italia. Da quanto tempo non tornavi a Trieste? Sono stato qui anche 2 anni fa, Ah, ok. anche no, solo un anno fa, per fare proprio alcune fotografie della città, nella speranza di convincere il comune di fare questo progetto. Poi, insomma, non siamo riusciti a trovare lo sponsor sufficiente per poterli stampare, incorniciare, quindi sono solo pochi di quel lavoro di un anno fa. Ma spero un giorno di poter tornare magari a finire questa ricerca, perché è un luogo veramente unico. Che altri luoghi racconta questa mostra? Allora, ci sono diverse fotografie di Livorno. Ok. Perché il grosso lavoro, il primo grande lavoro che ho fatto tutto in banco ottico, e questo è un altro discorso, la macchina fotografica che uso si chiama banco ottico, vuol dire è come quelle macchine fotografiche che usavano nell'Ottocento, bisogna usare il panno nero, il Quindi cavalletto, il panno. e fa un negativo che è 13 x 18 centimetri. Le fotografie normalmente si fanno sul 24-36, cioè 2 x 3 centimetri, questo sono 20 volte più, per cui vedrete in mostra una nitidezza, un'incisività spettacolare. Perché uso questo? Quindi anche invece? i colori che vengono immortalati sono... Sì. È più la definizione che conta. Una cosa affascinante di questa macchina è che quello che vedo sul vetro smerigliato sotto il panno nero è sotto per sopra è rovesciato.
Per cui quando io compongo la fotografia non capisco più niente di quello che sto fotografando. Ed è bello per questo. L'irrazionalità fa sì che devi concentrarti sui pesi, i bilanci, l'equilibrio, la composizione. Poi tu stesso hai una vera sorpresa quando vedi la foto, una volta sviluppata, sì, una volta... sì, certo. E questo è una cosa che io trovo affascinante, anche perché ho visto delle cose sul vetro inspiegabili che non vedevo con l'occhio, un elemento che ma cos'è quell'affare lì? E guardavo, ho detto, ah, è quell'albero che... E per questo io magari lo mettevo ancora più in evidenza, mi aiutava a comporla, capisci? E quindi è una macchina lenta, pesante, costosa per le pellicole, che devo ordinare dalla Kodak negli Stati Uniti e devo mandarli col corriere a Berlino perché non c'è più nessuno in Italia che li sviluppa affidabilmente. A Berlino? Sì, però insomma per ottenere quel risultato... Mi ritornano fatti bene. Immagino di sì, immagino di sì. Certo. Vivi a Prato? No, a Firenze. A Firenze, sì, ok, a Firenze. Sì. Come ti muovi? Spesso sei là? Oppure sì, cogli l'occasione sia per lavoro che sì, per progetti artistici volte... per andare in giro oltre qua a Trieste, per esempio? Certo. No, mi sposto spesso, se ho tipo un periodo lungo da fare, spesso vado in meridione. Okay. Mi piace il meridione perché è meno organizzato, diciamo. Io in Svizzera farei fatica a fare una fotografia. E questo rientra nel tuo concetto del caso, sì, no? Sì, insomma. È coerente. Vuoi l'incoerenza, ma tutto sommato questo è coerente con il tuo lavoro. Io voglio il caos, che è un anagramma di caso. Io voglio un po' di caos. E in Italia ce n'è molto di più, è un paese molto più interessante. Io per molti anni ho fatto il calendario per la Deutschfahr in Germania. Una volta solo ho portato la macchina con me, scattavo in digitale per loro, ma non trovavo niente che mi interessava, era tutto così perfettamente in ordine, gli aiole, tutto pulito per bene. No? Invece se vai nei paesini del sud Italia, sì, tra le vie... C'è è un paesaggio e sono situazioni più interessanti per me. Sì. Più ambigue. È bello perché tanti paesi hanno la particolarità di avere queste vie molto molto strette dove passano tutti i fili della biancheria, dei panni tutti stesi, gente che inizia ad attraversare la strada in continuazione, c'è molto caso, effettivamente. Sì. Quindi mi porto dietro il mio carrello perché una volta quando avevo meno anni a Milano giravo con la macchina fotografica sulla schiena e le pellicole, il cavalletto. Adesso mi porto un carrello dietro perché è troppo pesante. Il tutto pesa circa 20 kg, tanta roba. Un bel peso. Sì. E negli Stati Uniti, a Chicago, ci torni mai? Non molto spesso. Quando è morta la mia mamma non sono quasi più tornato. Ho 4 sorelle. E loro vengono quando possono in Italia, per cui vedo loro. Mi mancano alcuni amici lì, ma non ho mai... Io sono nato a Istanbul e non sono turco. Alcuni dicono, attenzione, è anche turco. No. Il giornale ha pubblicato il mostra del fotografo turco. Sono nato a Istanbul, ci sono stato 6 mesi. Porca miseria. E niente, e quindi sono stato un po' sballottato qui e là nella mia vita. Ho perso il filo, cosa stavo dicendo prima? Che non torni più tanto a Chicago? Ah sì, negli Stati Uniti. Non ho mai avuto radici lì, perché da piccolo abbiamo vissuto sempre in posti diversi, da Beirut, Londra, Tripoli, e quindi sono arrivato negli Stati Uniti già un bambino grandicello. Quindi appena finito l'università ho detto alla mia amorosa: andiamo in Italia, ti voglio far vedere questo paese meraviglioso, stiamo un annetto, qualcosa così. Ormai sono più di 50 anni. Quindi da 50 anni che sei in Italia. 73 siamo arrivati e lei ormai ha avuto un po' più fatica di me di abituarsi, anche perché per un periodo voleva tornare, ma io insistevo ancora, restiamo un pochino. Poi i nostri 2 figli sono nati qui,
ed lei è contenta. Adesso non voglio neanche parlare degli Stati Uniti, è quasi una vergogna questo paese sotto questa dittatura trumpiana, è una cosa spaventosa. Stiamo vivendo momenti davvero difficili nel mondo. Grazie a questo cretino. Ci vorrebbe molta più pace. Sì, molta più pace, davvero. Cos'altro volevo chiedere? Sì, l'esperienza in Italia praticamente è diventata la tua patria, se vogliamo. Sì, se così posso permettermi. Sono diventato anche cittadino italiano, ormai voto. Sì, importante partecipare. Sì. Per molti anni no. Poi però è stato un po' lungo il processo, ma ha meritato farlo. Sì, dopo 50 anni, insomma. Anche se prima, per diversi anni, non essendo neanche cittadini, eravamo coperti dal sistema medico, dalla sanità nazionale, paese civile questo, come pochi. Sì, perché negli Stati Uniti invece c'è tutta un'assicurazione da dover Sì, se non hai pagare. un'assicurazione tramite il tuo lavoro è una roba quasi impossibile per i costi. Sì. Terribile. Quindi insomma, cari telespettatori, teniamoci stretta l'Italia per tante cose. Per tante cose. Ci sono progetti futuri che hai già in testa? Vedi questa parola progetti, dovrei sforzarmi. Bravo, esatto, no. È vero. No, perché non si progetta. No, non progetto. Sarà quando ho accumulato abbastanza fotografie fatte casualmente, ci penserò a qualche cosa. No, è stato un curatore che mi ha chiamato, aveva bisogno di una mostra al Palazzo Fabroni di Pistoia, e avevo questa massa di fotografie a colori che avevo iniziato, gli ho fatto vedere e lui era contento, così abbiamo fatto la mostra, è partita da Pistoia questa mostra. Questo mi ricorda, tra l'altro, il fatto di non fare progetti mi ricorda una frase di Napoleone, no? Quando gli chiedevano ma generale, lei come fa a vincere queste battaglie, a progettarle, a programmarle, a fare in modo che le cose vadano esattamente come vuole lei? Allora lui rispondeva: on s'engage puis on voit, si incomincia e poi si vede, perché la filosofia proprio di incominciare qualcosa e poi valutare, soppesare, quindi mi ha riportato a questo, esattamente, a questo concetto. Sono d'accordo. A questo concetto. Sì. Il grande pittore Gerhard Richter, che io amo molto, diceva che non ho soggetti, non ho direzione, mi piace l'indefinitezza, insomma la sorpresa. Sì. E però per vedere te all'inaugurazione, che è stasera, bisogna venire stasera, perché poi tu devi andare via, giusto? Sì, devo tornare a Torino, dove c'è un'altra mostra, c'è la fiera di fotografia che si chiama Fair, scritto con la PH, e sono rappresentato da una galleria di Milano, Paola Sosio. Lì ci sono anche delle foto che ho fatto qui a Trieste che non sono in mostra qui. Sempre a colori? Sì, di queste serie che ho fatto l'anno scorso qui. Sono piaciuti a lei e quindi l'ho stampati. Bisogna andare a Torino a vedere le foto di Trieste, peccato. Ma adesso non ami progettare, quindi cerco di non sbagliare la domanda. Adesso solo colori oppure se vuoi bianco e nero? No, è difficile dire che non mi interessa più. È che ormai sono entrato dentro questa cosa e non l'ho fatto abbastanza per soddisfarmi. Ok. Quindi quando ho scoperto questa cosa avrei potuto continuare col bianco e nero, ma poi Gianni Berengo Gardin, che molti conoscono perché è stato il più famoso fotografo vivente fino a pochi mesi fa, quando è morto, diceva pubblicamente, scriveva sempre che odiava il colore. Secondo lui non era proprio ammissibile, non ha mai lavorato col colore. E quando ha ricevuto il mio catalogo, eravamo amici, gli ho mandato una copia, mi ha chiamato, ero sulla spiaggia di Capalbio con la mia famiglia e mi ha detto: George, tu sai come la penso sul colore? Ho detto: sì, lo so Gianni. Bene, c'è solo una fotografia in questo libro che non mi piace,
tutte le altre sono bellissime, mi fai ricredere di quello che ho sempre detto. Questo per me è stato il più grande complimento che potevo ricevere. E quello che non piaceva a lui l'ho messo in mostra, giusto così. Giusto. Abbiamo ancora qualche minuto, e anche se immagino non sia bello rispondere perché magari uno non ha delle preferenze particolari, ma c'è una fotografia, 2, 3 fotografie in questa mostra di Trieste a cui tieni particolarmente, che raccontano anche la storia di come è nata la voglia di fotografare quel soggetto? Direi la serie dei stracci per me è stata una cosa molto importante. E poi c'è, anche perché questa fatta di arrivare in questo luogo così inaspettata e trovare questi colori segregati stanza per stanza, è stata una cosa veramente come se fosse un segno dall'alto. E poi c'è una fotografia di un muro di una fattoria dove facevano crescere il riso nel Biellese, dove si vede sul muro che è stato strappato una pianta che era cresciuta lì, quindi è come una litografia, si vedono i segni della pianta e 2 finestre quadrate su questo muro che qualcuno ha avuto, non so, la voglia di dipingere una finestra, perché sono finestre ma non hanno vetro, ma hanno disegnato una finestra e sono dei colori così delicati, così belli, così redoniani, che è una foto che vive di queste 2 finestre colorate. È una cosa inaspettata, bella. Beh, bello anche sentire sia la spiegazione delle fotografie, ma anche come l'artista le vive, no? Sì. Quindi, che come dicevamo prima genera una reazione diversa in ognuno di noi. Chiaro. Io ti ringrazio tanto per essere venuto a trovarci. Grazie a te, Luca. E in bocca al lupo per tutto quello che farai, non diciamo progetti, e ovviamente ricordiamo Il colore del caso, il viaggio metafisico del fotografo George Tage a Trieste, al magazzino 26 del Porto Vecchio, Sala Nathan, visitabile dal 23 maggio al 12 luglio. Questa sera alle 18? Sì. Alle 18 c'è l'inaugurazione, e se volete conoscere e scambiare 2 chiacchiere con l'artista bisogna venire stasera. George, veramente grazie e complimenti. Grazie a te, grazie a tutti voi. Grazie per averci seguito, continuate a farlo perché dopo la pausa pubblicitaria avremo ancora da parlare di arte e vedremo di cosa. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, siamo in compagnia di Rossana Poletti, dell'Associazione Internazionale dell'Operetta, direttore organizzativo, su questo siamo d'accordo. Sempre imperterrita. Allora, come dicevo prima, in questo periodo si stanno un pochettino scaldando i motori per quella che sarà la stagione primavera-estate, ma insomma, fondamentalmente quella estiva, perché realtà come l'Associazione dell'Operetta, diciamo, a parte che lavorate sempre, perché se non altro per organizzare tutto quello a cui state dietro ci vuole un lavoro costante, eccetera, però diciamo a livello performativo, eccetera, correggimi se sbaglio, c'è una sorta di riposo tarda primavera ed estate si ricomincia, grosso modo. Diciamo che avendo il grosso delle produzioni, anche produzioni importanti d'estate, diciamo che la primavera serve per prepararle, quindi si lavora comunque. Sì. Poi noi siamo impegnati moltissimo nell'estate, ma anche nelle stagioni teatrali invernali, perché siamo presenti sui teatri della regione. Eravamo adesso a Udine a Carnevale col Disney Gala, che è un bellissimo spettacolo. Che è un bellissimo spettacolo, che forse prima o poi lo riproporremo di nuovo anche a Trieste, perché l'abbiamo per portarlo a Udine l'abbiamo riaggiornato. Siamo andati a Udine 2 anni di seguito, adesso abbiamo una nuova edizione, quindi speriamo di poterlo riproporre anche al pubblico, soprattutto ai più giovani di Trieste, perché piace molto. È anche bello questo, no? Cioè che realtà come la vostra, che lavorano su repertori, come posso dire,
noti, conosciuti, virgolette, fissi, poi anche appunto si rimettano in gioco e colgono anche quello che di nuovo arriva, insomma, o comunque, voglio dire, rimettono a posto le scalette, rivalutano, vedono, cioè significa essere aperti, essere vivi. Sì, poi noi abbiamo anche collaborazioni con gruppi giovanili che producono cose ex novo. Adesso ad esempio il 24 di maggio al Teatro Miela la TMC, Trieste Musical Company, con cui collaboriamo ormai da tantissimi anni, ripropone in chiave unica il suo gioco di ruolo, che è un spettacolo di musical composto dal direttore artistico dell'associazione, che è Davide Coppola. Che erano venuti a parlarne, credo, l'altro anno. Sì, ma l'anno scorso l'hanno proposto perché ci sono certe difficoltà nella produzione di un musical. L'hanno fatto una prima parte e una seconda parte, la prima parte a maggio e la seconda parte a novembre. E adesso lo rifanno a maggio in versione unica, totale, e quindi noi siamo già impegnati su quel versante con un musical di produzione totalmente nuova, perché è una composizione nuova, eccetera. Ma poi dopo si parte con la stagione estiva, che è tosta e impegnativa. Il primo appuntamento, e credo che possiamo far vedere anche la locandina, il primo appuntamento è a metà giugno al Politeama Rossetti con Ballo al Savoy. Sì, diciamo che questa è la nostra grande produzione annuale, nel senso che noi produciamo sponte nostra, totalmente da parte nostra, un'operetta all'anno, perché di più sinceramente è molto complesso per un'associazione. Lo facciamo con la collaborazione del Teatro Verdi, del Teatro Rossetti, con ovviamente assieme al Comune di Trieste, la Regione, eccetera. C'è ovviamente un pool di contribuzioni e di collaborazioni, ma diciamo che la nostra produzione, con tutti i nostri artisti, va in scena. Ballo al Savoy l'avevamo già proposto tanti anni fa, 12-13 anni fa, in una forma minore. Adesso lo facciamo con l'orchestra, con la FVG Orchestra, che ormai da tanti anni fa con noi le produzioni. E tra l'altro con la FVG Orchestra poi io non so perché li chiamo sempre FVG Orchestra l'americana, ma in realtà lo dico anch'io, si è portati a... In realtà è FVG Orchestra, ma non mi riesce, non me ne avranno per questo. Ma fa anche più figo. Esatto, si tira meglio. E con loro noi facciamo anche altre produzioni, perché facciamo tanti galà dell'operetta e del musical in giro per la regione. Siamo stati a Cervignano, a Cividale, a Udine, insomma un po' nei grandi teatri regionali, e quindi abbiamo una sperimentazione, una collaborazione ampia nel corso dell'anno. E l'altra sera ero a Udine, che c'era quello spettacolo 55 minuti, ho avuto modo di parlare col direttore Mansutti e mi ha già detto: ma siete pronti? Abbiamo già qualcosa in programma, e quindi ci stiamo apprestando anche in quel senso, per calcare anche altri teatri della regione o altre piazze della regione. Ma diciamo che Ballo al Savoy è la nostra impresa annuale, grande impresa. Ballo al Savoy è un'operetta, una delle ultime operette. Perché lì c'è sempre il discorso, no, che ogni tanto ci piace fare, di come sia un'operetta al confine con il musical. Ci sono, diciamo così, è per quanto riguarda la trama, ma anche per quanto riguarda proprio i brani musicali. Ce n'è uno che adesso non so quale sia venuto prima, però se lo ascolti senti Night and Day di Cole Porter, per cui... Beh, diciamo che Ballo al Savoy è del 32, debutta a Berlino nel 32, perché poi Abraham nel 33 scapperà dalla Germania per le persecuzioni ebraiche. Del 32 c'è l'inizio dell'arrivo della musica latinoamericana, tango, passo doble,
infatti ci sono due personaggi, uno si chiama Pasodoble e l'altro si chiama Tangolita, sì, giusto per richiamare i generi. Poi c'è molto jazz, c'è un sound nuovo in questa operetta, forse è quella più vicina, che fa da ponte verso poi il musical, anche se poi il musical abbraccerà altri temi, sì. Perché qui siamo sempre come tutte le operette con lieto fine, insomma. Va un gran casino, si sbaruffa, come nel Pipistrello si travestono, vanno al ballo, si cercano, fanno tutte queste cose qua, però dopo alla fin fine, io voglio il divorzio, io voglio qua, io voglio là, però alla fin fine tutto finisce bene, come sempre nelle operette. Però ecco, è un'operetta molto innovatrice, a noi piace, abbiamo utilizzato... Ecco, volevo chiedere, credo che quella sia una foto di San Giusto? È la foto del 1955 con Rosi Barsoni. Di Rosi Barsoni c'è anche da raccontare qualcosa di più. Rosi Barsoni che prende la bacchetta di Cesare Gallino che dirigeva l'orchestra e comincia a dirigere. Dirigere lei. I giornali dell'epoca raccontano di una caldea, usano proprio l'espressione la caldea del castello di San Giusto infuocata, nel senso che a questo attacco di brio di questa grande soubrette ungherese il pubblico esplode, c'è una gioia immensa, ma è la gioia che la Rosi Barsoni riusciva a comunicare. Lei era già presente in Ballo al Savoy nel 1937 ad Abbazia, al Festival d'Abbazia. Il Festival d'Abbazia è quello che in qualche maniera dà vita al Festival d'Operetta di Trieste, perché era partito nel 1935, poi nel 1938 col 1938 si ferma perché c'è rombi di guerra e quindi non va più avanti. Nel 1950 i triestini hanno i soldi degli americani e con i soldi degli americani mettono in piedi il Festival d'Operetta, poi ce la siamo sbrigata da soli per molti anni e adesso ancora più da soli per molto tempo. Ma la Rosi Barsoni è questa leggendaria soubrette ungherese che era brillantissima, che spopolava già ai tempi appunto del ventennio, perché siamo ad Abbazia, sì. E ad Abbazia i responsabili continuavano a ricevere richieste da Roma di fare operette italiane, ma questi continuavano a fare sempre le operette danubiane, che erano quelle che piacevano, perché per quanto italiana il bacino artistico d'utenza era comunque mitteleuropeo e quindi piacevano Lear, Kallman e Abram, questo è. Ma sì, il genere dell'operetta, no? Adesso correggimi se sbaglio, perché mi è venuto in mente prima, ma il Cavallino Bianco non è del 31? Sì. È curioso, no? Che sì. Nel momento in cui si sta cominciando... Cioè, il Cavallino Bianco è del 35. Ancora peggio? Sì, perché l'anno scorso l'abbiamo fatto, certo. Centenario. Mi incuriosiva, 35, sì. Mi incuriosiva il fatto che appunto... 25, scusa. 25. Abbiamo i numeri oggi, no. Va bene. Però lo stesso, ugualmente, diciamo che il Cavallino Bianco comunque è un'operetta, virgolette, tarda. Sì. Quindi già si incominciano comunque a sentire determinati ritmi, determinati suoni nuovi, però insomma rimane appunto... C'è Stolz che comporrà ancora per 50 anni. Però rimane appunto questo tipo di... Secondo te è un genere identitario per i nostri territori, l'operetta? Cioè un genere in cui noi ci riconosciamo più che altrove? Sì. Più che altre, se ho capito. Diciamo che noi con l'operetta entriamo chiaramente a far parte di quel mondo mitteleuropeo di cui Trieste in qualche modo non ha mai perso traccia. Nonostante tutti i cambiamenti epocali, tutte le storie, le guerre eccetera, Trieste si identifica ancora con quella realtà. Musicalmente, culturalmente parlando, non si va lontano. Noi abbiamo più volte tentato di affrontare titoli di altri grandi compositori, come poteva essere Offenbach, sì. Che è stato il padre dell'operetta, che ha fatto delle operette straordinarie, bellissime, però il pubblico triestino non incontra quel genere, anche se Orfeo all'Inferno sono titoli, è un titolo o altri molto, molto, molto apprezzato in genere. E anche l'operetta italiana,
che è conosciuta, Lombardo per capirci, Pietri, eccetera, piace, però noi abbiamo fatto la Quacchetta 2 anni fa e abbiamo avuto persone che ci hanno detto molto bella, avete fatto un lavoro straordinario, perché devo dire la verità che era forse una delle produzioni più belle che abbiamo fatto a Quacchetta, però dicevano sì, però a noi piace l'operetta danubiana e con questo dobbiamo fare i conti. E c'è un altro discorso forse che non abbiamo mai fatto, ma che provo ad intavolare, nel senso nella messa in scena di parecchi spettacoli musicali di opera lirica, no? Molto spesso i registi osano dei cambiamenti. Io non sono contrario a questo tipo di approccio, però devi garantirmi che l'idea vale per tutta la durata dello spettacolo, non soltanto per il primo atto. Io ricordo, per questo anche lo chiedo, ricordo una edizione abbastanza nefasta della Vedova Allegra che iniziò con una sorta di sconvolgimento, ma poi dopo si perse per strada e quindi c'era Mi sembra comunque che in ogni caso è abbastanza sconsigliabile agire in questo senso quando si ha a che fare con l'operetta. Paradossalmente puoi prendere la Bohème, mettiamola, e farne carne da macello per certi l'hanno fatto certi spesso e volentieri. Spesso e volentieri, soprattutto i tedeschi, ma non puoi prendere la Principessa dell'Azzarda e fare stranezze, è sconsigliabile. Sì, è sconsigliabile. L'unica cosa che puoi fare, secondo me, nell'operetta, che ha una trama che già di per sé è ridicola, mediamente, basta pensare a Cincillà, insomma, questa che va, la Tricetta che va lì, che questi due principini a 20 anni ancora non sanno come si fa, insomma, sono queste cose abbastanza ridicole. Puoi fare un'unica cosa, mantenere la struttura della trama, puoi solo modificare lievemente il linguaggio, utilizzare un linguaggio un linguaggio comico lievemente più moderno. Sì. Però la comicità dell'operetta è una comicità molto semplice, molto banale, molto terra a terra, che in qualche maniera riesce a sconfiggere il tempo, non so come dire. C'è della comicità che resta. Guardavo sti giorni dei video dei nostri grandi attori degli anni 60-70, Fabrizi, Laninchi, Valeri, cioè tutti Panelli che faceva... hai visto The Neanderthal Man? Neanderthal Man. C'è poco da fare, la comicità semplice, quella che è intuitiva, supera tutti i tempi. Dopo la comicità cambia nei decenni, nei secoli, eccetera. Però una comicità semplice resta efficace. Ci riferiamo ad una scenetta musicale che apparteneva ad uno spettacolo che chiamava Speciale per voi, che è ritornata su Instagram, almeno io l'ho rivista là, e poi dopo ti rendi conto appunto che una cosa di una leggerezza quasi impalpabile ti fa ancora ridere dopo 50 anni, insomma. Vedere l'Ave Ninchi che balla, o Panelli, Fabrizi con quelle stazze. No, con quelle... lo potete trovare anche su YouTube, basta digitare Aldo Fabrizi Neanderthal Man e viene fuori questo. Sì, questo effettivamente là puoi agire, però poi è sconsigliabile appunto far robe strane perché... Non ha senso, sinceramente. Quest'estate allora, adesso non so, come sempre, io dico sempre, quello che potete dire ditelo, quello che non potete dire per questioni di scaramanzia o altro, non mi arrabbio, figuriamoci, perché insomma qua ogni anno è diverso, nel senso che delle volte Trieste estate viene presentata con un anticipo abbastanza importante e invece quest'anno, ma del resto lo stesso Assessore Rossi lo ha detto da noi un paio di settimane fa, c'è stata una gestazione un pochettino più complicata
per questioni di budget, quindi penso che verrà presentato, hai idea quando? Allora, mi dicono che il Comune a fine mese presenta Trieste Estate, noi dobbiamo assolutamente partire prima, certo, perché noi abbiamo una scadenza che è quella del 19 giugno, il 19 giugno è la prima di Ballo al Savoy, dobbiamo mettere in vendita i biglietti, non è che possiamo aspettare il 18 di giugno per mettere e quindi siamo già partiti nonostante le cose non si siano ancora definite, tant'è che non abbiamo ancora definito le date della seconda operetta, non abbiamo ancora definito l'operetta che andrà in scena probabilmente al Verdi. Siamo ancora in un impasse che mi auguro, e quindi non anticipo niente, mi auguro che si possa risolvere la prossima settimana, c'è la buona volontà di tutti, nostra sicuramente, ma anche del Verdi e del Comune, speriamo di trovare, come si dice adesso con questa brutta espressione, la quadra, una roba terribile, un'espressione orrenda, di trovare perché purtroppo una delle cose di cui scarseggia il mondo attuale sono i tenori. Sì, non ci sono tenori, quei pochi che sono ovviamente già ingaggiati un anno per l'altro e quindi abbiamo anche grosse difficoltà ad andare alla ricerca di... noi per Ballo al Savoy abbiamo avuto una fortuna straordinaria che in quei giorni Mattia Neglia, che l'aveva già fatto nella parte, riesce a liberarsi perché lui lavora alla Fenice di Venezia ormai e ne abbiamo lanciati tanti, e quindi riesce a liberarsi ed essere con noi, anche perché per lui è più semplice avendo già tutta la parte musicale, rinfrescherà la parte attoriale perché ovviamente abbiamo Andrea Binetti l'ha lievemente rimaneggiata, ma insomma abbiamo avuto questa fortuna, ma trovare tenori è un problema serio al giorno d'oggi. Già che ci siamo, poi dovremo salutarci, ma comunque io noto che da qualche tempo a questa parte, è un discorso che riguarda più la lirica se vogliamo, però non c'è più il nome, il grande catalizzatore, non so se poi la pandemia ci ha messo del suo, però per esempio anche adesso credo che a pochi dica qualche cosa il nome di Kaufman, laddove il nome di Placido Domingo comunque, nonostante poi tutto quel che ha combinato, che dicono abbia combinato, però voglio dire, non so, è come se non ci fosse stato un passaggio di conseguenza, forse sono anche cambiati i tempi, per dire la verità, e anche per quanto riguarda i grandi nomi femminili, non c'è il nome eclatante. Non so, questo potrebbe anche non essere un problema, ma anzi, però sta di fatto che in realtà potrebbe esserlo a livello proprio di grande pubblico. Ma nella lirica qualche nome c'è, qualche nome diciamo buono c'è, l'abbiamo visto anche recentemente. Sì, con il Trovatore. Sì, e dopo vedremo anche adesso in Elettra. Elettra. Sì, girano grandi nomi, certo non tutti riescono ad arrivare a Trieste perché le risorse che ha la città sono diverse rispetto alle risorse che ha la Scala di Milano, per dire, o il Metropolitan di New York, indubbiamente, ma al di là di questo c'è proprio una carenza di tenori, non si sa ben perché, ma ne nascono pochi. Poi portarli all'operetta è molto complicato per un semplice motivo che non si fa pochissima operetta in Italia, mentre una volta 1 o 2 titoli li facevano tutti i teatri, adesso raramente, e quindi di conseguenza trovare tenori che siano disponibili ad affrontare questo, perché devono anche saper recitare. Citavi una vedova che immagino che sia quella che io ricordo, in cui avevano preso anche dei nomi di cantanti anche buoni, nel senso che cantavano bene, però poi il palco casca nella recitazione e l'operetta purtroppo ha una dimensione importante sul versante. Certe arie si possono magari anche canticchiare con un cantante non proprio eccelso, ma che a patto che sia un buon attore e che quindi tenga su l'impianto della parte recitativa, che è fondamentale, non si può prescindere. Questa è un'altra non delle problematiche, ma anche delle caratteristiche di un genere che appunto, come del resto il musical, impone che chi lo fa sappia essere duttile in
anche ballare, sì. Anche ballare, perché c'è canto, recitazione e ballo. E la cosa più stupida, parlo per quanto riguarda il musical, è quando qualcuno preso da altri ambienti dice, bah, una volta c'era, facciamogli fare un musical, come se fare un musical fosse semplicissimo, è una passeggiata, e sappiamo che non è così. No, no, beh, è un'esperienza, per noi sarebbe un'esperienza molto complessa, ci abbiamo parlato più volte, ma il musical ha bisogno ancora di competenze ancora maggiori. Sì. Per dire, poi dopo chiudiamo, l'esatta come dire, personificazione del talento da musical è una come Shirley MacLaine, che sa fare 4 robe contemporaneamente. Canta, balla, recita, tutto quanto, fa tutto. E poi con tutte le vite che dice di aver avuto avrà preso. Allora, ricordatevi, ma ne parleremo anche comunque più avanti, Ballo al Savoy al Politeama Rossetti il 19 e il 20 di giugno. Cos'è? Venerdì e sabato. Venerdì e sabato. E intanto io ringrazio Rossana Poletti per essere stata con noi, buon lavoro, e poi, ripeto, ci vedremo anche per parlare delle altre attività dell'Associazione Internazionale dell'Operetta. Noi ci vediamo la prossima settimana a partire da martedì, come sempre alle 17:55. Arrivederci, buon proseguimento.